Molti pensano che non sia possibile coniugare cultura, etica e sostenibilità economica. Noi in Sardegna abbiamo dimostrato il contrario. 2 anni fa in Sardegna è nato un progetto per mettere in rete tutti gli attori della filiera del libro. Il primo passo è stato mettere a disposizione degli operatori un portale che permettesse a tutti di incontrarsi, condividere esperienze e informazioni e di lavorare insieme. In questo progetto non poteva mancare la comunità dei lettori. Oggi gli operatori del circuito sono più di 250, i lettori della comunità più di 7.000 e i comuni coinvolti nelle iniziative più di 130, un terzo dei comuni sardi. Questo progetto si chiama Liberos. È dimostrato che gli investimenti in cultura generano ricchezza e sviluppo. Per questo l'Unione Europea ha lanciato il programma Europa Creativa, perché ritiene davvero strategico questo settore per la ripresa economica. No, per me Liberos è stata una scoperta gioiosissima scoperta. Liberos è probabilmente più un soggetto d'ascolto che un soggetto di proposta. La proposta nasce dall'incontro tra le esigenze comuni, però Liberos, la qualità di Liberos è essere questo spazio in cui la richiesta e l'ascolto possono incontrarsi. Un progetto formidabile che ha un unico enorme difetto, che è limitato alla Sardegna, perché bisognerebbe estenderlo a tutto il mondo per la verità. E quindi arriva a Sardegna Ombres Liberos. Liberos è una cosa che è un'iniziativa straordinaria, perché avvicina davvero alla lettura e alla cultura, che è ancora la cosa più importante, tantissime persone che non avrebbero questa possibilità. La cultura migliora veramente la qualità della vita delle persone, ma non solo la cultura vissuta in modo solitario, ognuno nella propria casa, soprattutto la partecipazione agli eventi culturali è dimostrato scientificamente che migliora la qualità della vita e addirittura la qualità della salute reale e percepita delle persone. Per replicare il progetto sono necessarie risorse umane e tecnologiche. Liberos.it diventerà un potente network, non solo social, ma sociale, capace di far incontrare le persone nella vita reale e di far incrociare la domanda e l'offerta di cultura. Non una comunità virtuale governata da algoritmi, ma persone vere che si ritrovano in libreria, in biblioteca, in piazza, per incontrarsi e per essere parte attiva della vita della propria comunità. Pensate a uno strumento capace di fare questo e pensate che noi l'abbiamo già progettato. Liberos è un modello di sviluppo sociale, culturale ed economico. Se lo condividi e vuoi far parte di questo progetto, Smart Hub è l'occasione migliore per farlo.